La rassegna della strada degli scrittori, lo schermo a tre punte, ieri sera allo spazio Temenos di Agrigento si è arricchita di altri ospiti d'eccezione. Ospiti di Felice Cavallaro, Fioretta Mari, Giusy Buscemi, accompagnata dai genitori, e Gianfranco Iannuzzo. Fioretta Mari, straordinaria con i suoi 82 anni, ha ripercorso momenti indimenticabili della sua carriera che l'ha vista lavorare con altri grandi dello spettacolo, tra cui Vittorio Gassman, Massimo Troisi, Nino Manfredi e Ugo Tognazzi. Intervistata da Felice Cavallaro, Giusy Buscemi, dal canto suo, reduce dal Festival di Venezia, ha mostrato tutta la sua simpatia, raccontando del suo legame con i familiari e il suo paese dell'Agrigentino, Menfi. Gianfranco Iannuzzo al solito ha strappato risate, ma anche delle interessanti riflessioni, parlando di Agrigento e degli agrigentini e della città che capitale della cultura lo è da sempre. Questa sera sarà la volta di Nenni Bruschetta, attore e scrittore.